Euroregione News. San Lorenzo, stelle cadenti e alberi volanti. Molti aspettavano la sera per osservare il cielo cercando di vedere le stelle cadenti la notte di San Lorenzo per esprimere un desiderio, ma dal mare è arrivata una sorpresa indesiderata. Già dal mattino le segnalazioni di brutto tempo nella riviera romagnola non promettevano nulla di buono, ma salendo verso il nord il maltempo ha incontrato aria caldissima e preso vigore. In Veneto il vento ha raggiunto velocità impressionanti, oltre 60 nodi con pioggia violentissima quasi orizzontale. Giunto in Friuli Venezia Giulia ha iniziato dal mare con Lignano e Grado per salire fino a Tarcento e oltre, danni incommensurabili per abitazioni, autovetture e soprattutto per le aziende. Boschi con alberi dimezzati, campi di mais e vigneti rasi al suolo, tetti delle costruzioni e capannoni divelti e spazzati via, strade bloccate dalla vegetazione, strutture estive dei locali, delle sagre, della grande festa di Spilimbergo, come di tanti bar con ombrelloni, tavoli e sedie in plastica in tutta la fascia interessata sono volati via e tantissime auto sono state schiacciate dagli alberi. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.